Claudio Cecotti, che oggi ci parlerà della contemporaneità e della longitudine. Che è stato l'argomento, è già stato introdotto dal nostro Alberi in sfuggita, proprio perché il problema della longitudine è fondamentale per i problemi che espone. Allora andiamo avanti. Allora, la prima domanda, quando usciamo subito da un mondo tecnologico, per tornare proprio alle origini del meridiane e del loro utilizzo. Allora, come facevano i musulmani, quindi da Trieste andiamo nel Medio Oriente, a determinare la direzione della Mecca. Questo è un problema fondamentale che si pone nei primi anni dell'Islam. Diciamo subito che alle prime conquiste islamiche il problema non sussiste. Perché? Perché gli arabi conquistano le aree viciniori che sono immediatamente a nord della penisola arabica. Orientarsi in direzione della Mecca significava semplicemente guardare a sud, e quindi le prime moschee sono dirette a sud. Molte volte sono utilizzate addirittura i templi romani diventati chiese, poi diventate moschee, che hanno già un orientamento est-ovest, per cui basta cambiare il lato della preghiera, si segue quello sud e si è risolto il problema. Ma se noi vogliamo determinare la direzione della Mecca, dobbiamo in fondo disporre di una carta geografica, una carta geografica sulla quale poi fare i dovuti calcoli. Ecco, passiamo alla successiva. Quindi la preghiera si fa dirigendosi alla Mecca, e ormai però il mondo islamico si è espanso talmente che siamo arrivati addirittura in Afghanistan. Questo Mahmoud di Ghazna è una cittadina oggi in Afghanistan, è quello che inizia praticamente la conquista dell'India, del nord dell'India, da parte dei musulmani. Allora aveva all'epoca, diciamo così, ospite, ma più che ospite era un prigioniero, Al-Biruni, che era un famoso matematico astronomo persiano nativo dell'Uzbekistan, allora si chiamava Kharezmi, e gli dà l'incarico di trovargli la direzione della Mecca. Quindi un problema, come avete capito, di costruzione in qualche modo di una carta geografica. E quindi noi abbiamo bisogno di avere due elementi fondamentali: differenza di longitudine fra le due località e differenza di latitudine. Ecco, passiamo alla successiva. Questa è una ricostruzione di epoca rinascimentale di una carta geografica basata sui dati forniti dal trattato sulla geografia di Tolomeo. Voi vedete subito che se la parte interna del Mediterraneo è in qualche modo rispecchia, diciamo così, tenuto conto delle deformazioni che poi sono dovute al fatto di dover rappresentare sul piano la superficie sferica della Terra, cioè in qualche modo rispecchia quest'area, vedete che subito questo, diciamo, sistema cade in rapidi errori quando noi vediamo tutta la parte restante, addirittura la parte inesplorata dell'Africa, diciamo così, è proprio disegnata giusto per riempire i fogli. Quindi Tolomeo certamente non aveva sufficienti dati per fare una buona carta geografica. Perché faccio riferimento a Tolomeo? Perché in fondo il mondo islamico eredita tutte le sue informazioni prima di tutto da Tolomeo. Tolomeo è la fonte prima, da cui poi si riparte per costruire, diciamo così, un mondo ricco, maggiore, che gli islamici arrivano a produrre attraverso le loro ricerche. Ecco, passiamo alla prossima. Tolomeo, diciamo, ha fatto questa carta geografica, anche se quella lì non è la sua, ma i dati ci sono per produrre quel tipo di tavola. Allora, è necessario comunque avere questi elementi: latitudine, longitudine, e poi il tutto va riportato su un foglio sul quale fare i dovuti calcoli. Passiamo alla successiva. La latitudine, diciamo, è un elemento facilmente determinabile. Allora, per i non addetti ai lavori, diciamo che la latitudine è la misura angolare misurata tra una località, quella di cui ci interessa appunto della latitudine, e l'equatore misurata lungo il meridiano. Passiamo alla prossima. Per determinare la latitudine in un'epoca abbastanza poco dotata dal punto di vista tecnologico, le tecniche erano abbastanza semplici. In fin dei conti basta misurare
l'altezza della stella polare. Con questa misura abbiamo già un elemento, una valutazione della latitudine diciamo sufficientemente valida per i tempi. E diciamo subito che la stella polare non è al polo, quindi è leggermente spostata, quindi questa misura non è esattamente la misura della latitudine, ma insomma per gli errori dell'epoca poteva andare. Ci sono altre tecniche, oltre a quella c'è la durata del giorno. Nelle varie stagioni l'altezza del Sole determina una differente durata del giorno a seconda della nostra latitudine. Ci può anche misurare l'altezza minima e l'altezza massima del Sole durante l'anno, quindi si trova la posizione dell'equatore e da lì si arriva alla nostra latitudine. Quindi ci sono differenti tecniche, tutte quante possono essere usate in maniera convergente per portare a un risultato abbastanza buono per le esigenze di cui stiamo parlando. Ecco, passiamo alla prossima. Il problema invece della longitudine è molto più complesso. Allora, perché? Perché bisogna fissare innanzitutto un meridiano base di queste misure. Nell'epoca di cui parliamo, Tolomeo, in effetti, si era pensato di prendere come meridiano base quello che rappresentava l'estremo del mondo conosciuto, cioè le colonne d'Ercole per l'epoca. Quindi da lì poi venivano misurate tutte le longitudini. Noi abbiamo messo le nostre colonne d'Ercole a Greenwich e oggi misuriamo tutte le longitudini a partire da Greenwich. E il vantaggio del mettere le colonne d'Ercole era quello di avere tutte le longitudini con un unico tipo di misura, perché da lì si partiva, si misurava tutte le altre. Quindi erano tutte positive misurate da quella località. Noi invece abbiamo positive e negative a seconda se ci troviamo a est o a ovest di Greenwich. Poi bisogna trovare l'arco di equatore a questo punto che viene determinato dai due meridiani. Meridiano diciamo base, nel caso nostro quello di Greenwich, e meridiano passante per la località della quale noi vogliamo misurare la longitudine. Quindi il problema è questo. Allora passiamo alla prossima. E questo problema ci porta alla meridiana universale di Aiello, che ci serve per capire il meccanismo che hanno usato gli antichi per arrivare a queste determinazioni. Allora andiamo avanti. Allora, vedete, questa bambina sta posizionando lo strumento di cui è corredata questa meridiana universale. Questo strumento ha un foro qui e quindi quando la luce passa attraverso il foro e si proietta in un certo punto del globo, noi abbiamo la certezza che in quel punto, in quel momento, è il mezzogiorno. Quindi molto semplicemente abbiamo determinato il mezzogiorno locale. Ma la meridiana si chiama universale perché? Perché una volta che noi abbiamo trovato il luogo del mezzogiorno, possiamo facilmente conoscere le ore di tutti gli altri luoghi della Terra. Basta trovare la differenza in longitudine e quindi ogni 15 gradi a est o a ovest avremo un'ora in più, un'ora in meno, a seconda della direzione in cui ci muoviamo. Ecco, passiamo alla prossima. Quindi noi abbiamo un elemento che lega la contemporaneità e lega la longitudine, cioè gli eventi che cadono ad Aiello, per esempio, a mezzogiorno, sono contemporanei a quelli che accadono alle 11 in una località posta a 15 gradi a ovest oppure alle 13 in una località posta a est. Differenza oraria quindi uguale a differenza di longitudine. Ecco, passiamo alla prossima. Il sistema quindi è reversibile. Se oggi io in questo momento telefono a Greenwich, guardo l'ora io qui fuori, un altro vede l'ora su un orologio solare a Greenwich, ci telefoniamo, gli chiedo che ora fai, io ho l'ora mia, faccio la differenza oraria e ho immediatamente la longitudine. Questo è senz'altro un metodo molto veloce per verificare la differenza della longitudine. Il problema era che non tutti gli antichi avevano il telefono, anzi molto pochi, forse nessuno, e quindi questa verifica non era eseguibile. L'altro sistema sarebbe stato quello a cui ha accennato l'ingegnere Alfieri, cioè era quello di portarsi via un buon cronometro regolato sulla località di partenza e ve lo portate in giro per il mondo, dove andate, verificate l'ora
solare dell'altro posto, differenza di orologio e vi dà lo stesso risultato. È un po' un esame, diciamo, fatto nel tempo. Sapete che l'ora solare non è costante, cioè esiste un diagramma, un analemma che ci parla di anticipi e ritardi, ma sapendo anche l'analemma possiamo fare le dovute correzioni. Ma gli orologi meccanici non c'erano, quindi non abbiamo né la possibilità della telefonata né degli orologi meccanici. Ecco, allora andiamo avanti. Allora, come risolve il nostro Albiruni, che non è, che tra l'altro vi dico era uno dei massimi matematici dell'epoca? Risolve semplicemente osservando e registrando tutte le fasi di un'eclisse di luna che è stata osservata già nel 997 a Kara, che è una città dell'Uzbekistan oggi, allora, come dicevo, la Khorasmia. Lo stesso viene fatto da Mohammad Abul Wahab Burjani, che era un astronomo che operava invece a Baghdad. Confrontando le ore delle diverse fasi hanno trovato esattamente la differenza oraria. Allora l'elemento di contemporaneità è determinato dall'osservazione dell'unico fenomeno astronomico all'epoca, parliamo senza l'uso del cannocchiale, quindi l'unico fenomeno astronomico condivisibile era l'eclissi di luna. Quindi con l'eclissi di luna e comparando le diverse registrazioni si poté determinare la differenza di longitudine fra le due località. Il sistema fu ripetuto anche nel 1300, ma poi divenne quasi sistematico per determinare appunto il problema della differenza di longitudine e quindi del calcolo della direzione della Mecca della Qibla. Passiamo alla prossima. Allora, quello che colpisce è che questa idea è molto più antica del nostro Albiruni. Fu proposta addirittura da Ipparco, quindi parliamo mediamente del secondo secolo a.C. E Tolomeo, di cui abbiamo visto le conclusioni, era ben conscio che i dati che lui forniva non erano così perfetti. Furono un elemento per calcolare per la prima volta la velocità della luce, perché in effetti si valutò che i ritardi e anticipi erano dovuti al fatto che noi osservavamo un pianeta talvolta più lontano e talvolta più vicino, e quindi le immagini relative ai movimenti dei satelliti ci arrivavano qualche volta in ritardo, qualche volta in anticipo. Quindi la conclusione è chiaro prima di tutto che tutto quello che abbiamo detto è applicabile a una terra sferica, quindi bisogna stare molto attenti quando diciamo che gli antichi pensavano che la terra fosse piatta. Questo era molto antico, questo discorso, era ai primordi, già 300-400 anni avanti Cristo tutti avevano capito che la terra era sferica, quindi questo è un luogo comune molto diffuso. E per una terra piatta invece avremmo avuto molti più problemi. Non voglio dire che dovremmo tirare proprio il metro, ma insomma quasi fare una triangolazione veramente completa della terra per poter avere delle misure. È anche evidente che l'astronomia, che sembra così una scienza che riguarda le stelle, in effetti ha avuto una sua influenza anche per descrivere la terra, che è quella che con l'astronomia sembra non avere a che fare. Grazie.